i tagli che gli italiani sono costretti a imporsi nel periodo delle feste natalizie non è previsto quello alla spesa per il pranzo di Natale, tradizione che per fortuna nemmeno la crisi economica è riuscita a scalfire. La recente indagine realizzata da Adico risparmiosuper.it ha messo in evidenza come sia possibile risparmiare senza dover rinunciare a nulla. Venezia, per esempio, è la provincia in cui si può risparmiare di più nella spesa dei prodotti più tipici del Natale. Rispetto al 2012 le offerte su panettoni, pandori e altre le cornie natalizie sono ancora più convenienti, per la precisione dell'11,7%. La provincia meno vantaggiosa in tema di offerte è invece Belluno, dove nemmeno scegliendo i prodotti in offerta è possibile ottenere un risparmio rispetto all'anno precedente. Ormai il numero delle famiglie che possono concedersi il pranzo natalizio al ristorante è ridotto all'osso, un fenomeno che purtroppo va di pari passo con il crollo del numero dei consumatori veneti che viaggeranno tra Natale e Capodanno. Ben 4 veneti su 5 dichiarano infatti che passeranno tutte le feste a casa. Vivremo quindi delle feste sottotono, più sobrie rispetto agli anni passati, ma forse anche più sentite. La crisi è un duro colpo per le nostre famiglie, ma ci aiuta a mettere da parte il consumismo esasperato e lo spreco, riscoprendo così il vero significato delle piccole cose.